Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto e grazie per la vostra numerosa partecipazione. Sono davvero contento di poter fare gli onori di casa in questo primo evento di Axera sulla cybersicurezza e in generale sul cyber risk, argomento molto attuale e credo che coinvolga un pochino tutti noi, le nostre aziende e le nostre organizzazioni. Per cui benvenuti di nuovo e grazie. Fra l'altro, notavo prima, ne parlavo con qualcuno, questo è il nostro primo evento in presenza dopo veramente tanto tempo, per cui devo dirvi che sono anche un po' emozionato perché è parecchio tempo che non parlo in pubblico, per cui anche se dirò qualche baggianata mi scuserete. Allora, visto che siamo in presenza, dopo tanti eventi, come dire, da remoto, anche un po' tristi qualche volta, è l'occasione giusta per presentare Axera SPA, che è nata, molto giovane, è nata poco più di un anno fa, è nata ad agosto del 2021. Per cui io, se mi date qualche minuto, vi direi qualcosa della nostra, diciamo, bellissima azienda. Vedete lo slogan, l'unione fa Axera, perché Axera, nonostante sia una giovane azienda, nasce da una lunga storia di 4 realtà, Interplanet, SET, Telemar, IP Company, che hanno appunto una lunga storia alle spalle, erano molto ben radicate sul territorio, avevano una loro identità e una connotazione ben precisa e hanno deciso gli imprenditori, che tra l'altro alcuni di loro sono qua in sala, hanno deciso, diciamo, di fare un passo avanti, di mettersi insieme e di creare questa nuova, diciamo, azienda. Ecco, mi facevano prima notare che oggi sarebbe stato il compleanno sia di Interplanet che di Telemar, che avrebbero compiuto circa 27 anni, per cui, come dire, è giovane ma ha tanti anni, diciamo, alle spalle e tanta esperienza. Lo slogan è il nostro slogan, diciamo, il nostro payoff, l'unione fa Axera. Allora, qualche numero su Axera. Siamo quasi 200 persone tra dipendenti e collaboratori, siamo sparsi su 6 sedi, e l'anno scorso, il primo bilancio, diciamo, consolidato, abbiamo realizzato qualcosa più di 25 milioni di euro di fatturato, per l'esattezza circa 25,5. E come asset, diciamo, aziendali che possiamo mettere in campo, lo vedete qua, ci sono più di 700 km di fibra di proprietà, più di 250 ripetitori wireless. Questo deriva dalla storia ovviamente di Interplanet per quanto riguarda la fibra e di Telemar per quanto riguarda, diciamo, i ponti radio. E poi l'altro, diciamo, numero che da mettere in rilievo sono i 95 data center che abbiamo realizzato nel corso, diciamo, degli anni. Data center, come dicevo prima da qualcuno di voi, sia, diciamo, realizzati on-premise presso il cliente e sia, diciamo, abbiamo cominciato negli ultimi anni a portare clienti, diciamo, nel nostro cloud, nel nostro data center. Per cui sono numeri, come dire, è una giovane realtà, ma numeri di tutto rilievo. Le aree che copriamo, le vediamo in questa slide, sono aree che vanno dalla connettività ai sistemi di telefonia, al traffico telefonico e sistemi di telefonia IP, al networking, all'Internet of Things, quindi, diciamo, a quella parte che si occupa di monitorare, di smart metering e di, diciamo, controllare quello che viene adesso detto le cose collegate, diciamo, al mondo internet. E poi gli ultimi due, ma non meno importanti, aree di data center e cloud e security, sui quali magari, visto, diciamo, la giornata odierna, ci soffermiamo un pochino di più. Vedete che le aree che andiamo a coprire, le nostre aree di business, sono effettivamente
ampie e dimostrano anche che fondamentalmente Axera ha come dire, una doppia anima, quella dell'operatore di telecomunicazioni che connette cose, persone, organizzazioni e aziende, e quella del System Integrator che invece si occupa di realizzare specifici progetti all'interno dell'azienda o trasportando alcune infrastrutture sul cloud. Bene. Per quanto riguarda, diciamo, le aree di data center e security, farei un minimo di esplosione e direi che qui vengono elencati, diciamo, le best practice e i servizi della security. Noi ci rifacciamo a un framework ben definito sulla cybersicurezza che è definito appunto dal NIST americano e abbiamo iniziato, diciamo, a fare un nostro percorso per adottare questo tipo di framework. Contemporaneamente, per evidenziarvi anche lo sforzo che stiamo facendo nel trasportare i dati del cliente diciamo nei nostri servizi cloud, ci stiamo certificando anzi siamo già certificati, ma stiamo rifacendo proprio in questi giorni la certificazione ISO 27000 come sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. E un altro certificato di cui ci vantiamo è quello dell'Agid, cioè il certificato che ci è stato fornito dall'Agenzia Italiana per il Digitale, che ci consente di erogare servizi in cloud della pubblica amministrazione. Scusate, prendo un goccio d'acqua perché... Scusatemi. Tutti questi servizi cloud risiedono nel nostro data center, che è un data center in Tier 4. Data center in Tier 4 che significa che noi in questo momento abbiamo un data center col massimo livello di garanzia e di sicurezza, che significa appunto che tutti i componenti del data center sono ridondati, vuoi i circuiti elettrici, vuoi gli impianti di raffreddamento, vuoi la rete di connettività. Tutto questo, come dire, identifica lo sforzo che ha fatto Axera, che evidentemente però proveniva da sforzi delle aziende che l'hanno generato, che hanno generato Axera, per, diciamo, mettere in sicurezza i dati che portiamo nel nostro cloud. Questo è molto importante perché potete vedere il nostro cloud come una cassaforte in cui mettere i vostri dati al sicuro. E tra l'altro questo data center, e non è cosa da poco, non è in giro per l'Europa, in Olanda piuttosto che a Milano, ma banalmente è proprio qua a Vicenza. Quindi anche questo può essere utile per gli imprenditori del nostro territorio per dire dove consegno i miei dati. Nel data center di Axera che sta qua a Vicenza. Ecco. Quindi questo approccio metodologico ai servizi di security diciamo, ci dà tranquillità quando parliamo di questo argomento. Ecco, per chiudere un pochino questa veloce presentazione di Axera e di servizi di sicurezza, noi eroghiamo attraverso un centro gestito, un centro operativo unico, dei servizi di sicurezza gestiti, segnatamente quelli, diciamo, perimetrali, quindi la parte di firewall di cui poi gli amici di Fortinet andranno in profondità, e le soluzioni, diciamo, di endpoint management, quindi il controllo dei dispositivi, dei device che tutti noi utilizziamo, quindi PC, notebook, laptop, smartphone, pad, eccetera. Sempre da questa unica console dove i nostri tecnici appunto hanno queste schermate che possono controllare quello che sta avvenendo e possono anche reagire in caso di problematiche. Per cui è un elemento, diciamo, che noi riteniamo molto importante. Infine ho sottolineato backup e disaster recovery perché, tornando al discorso di prima del nostro data center, per la sicurezza è essenziale, per quello che può capitare sia per disastri causati da minacce informatiche sia anche per disastri di altro tipo, avere una strategia di backup. Questo lo stiamo sempre dicendo ai nostri clienti, sia on-premise che
in cloud per quanto possibile e riteniamo che il poter ripartire da un punto certo sia condizione essenziale, perché sappiamo che in questo momento come dire, avere il backup dei dati ti riconsente, magari con grande fatica, ma ti riconsente di ripartire e di far sì che l'azienda possa, diciamo, riprendere le sue attività normali. Addirittura abbiamo dei clienti, non ancora tanti, ma alcuni hanno cominciato a farlo, in cui ci sono appunto delle soluzioni di disaster recovery per partire istantaneamente in caso di, come dire, nel caso di disastro interno dell'azienda. Ecco, questi sono due argomenti molto importanti che poi andremo anche ad esplodere. Chiudo perché Gian Maria mi guarda male e mi dice che sto prendendo troppo tempo, dicendo che, torno un attimo alla slide precedente, come vedete noi abbiamo fondamentalmente un'anima, una doppia vocazione come Axera in questo momento, una vocazione da operatore di telecomunicazioni e una vocazione di System Integrator. Però io dico sempre che il bello di Axera è che avendo messo insieme queste due anime, in buona sostanza noi riusciamo a seguire il cliente in tutta diciamo, il suo percorso, riusciamo a offrire dei servizi a 360 gradi, con l'obiettivo, e questa diciamo, è la nostra, tra virgolette, missione, la nostra missione è quella di abilitare, di supportare il cliente nella sua trasformazione digitale. Cioè abbiamo alla fine l'ambizione di essere quel partner che accompagna il cliente nella sua trasformazione digitale, vuoi on-premise, vuoi in cloud, vuoi con una connettività verso il mondo internet, con tutto quello che serve. Ecco, questa è, come dire, la nostra grande sfida, diventare un partner a tutto tondo per i nostri clienti e per le organizzazioni che ci possono, che potremmo, diciamo, a cui potremmo dare i nostri, diciamo, strumenti e i nostri mezzi. Bene, questa è l'agenda. Allora qua sul palco abbiamo già Cesare Burei che ci introdurrà molto bene al mondo del cyber risk. Cesare è una persona che lavora in questo settore da più di 20 anni, quindi è stato uno dei primi che ha avuto l'intuizione di capire quanto importante fossero le minacce informatiche, ma in generale le minacce che possono, diciamo, far perdere il patrimonio dei dati all'azienda. Quindi esordirà lui, diciamo, farà il primo intervento lui, poi avremo invece gli amici di Fortinet che ci illustreranno la loro gamma di offerta, una serie di prodotti e servizi fortemente integrati che loro chiamano un ecosistema, direi che loro chiamano security fabric, quindi un tessuto di sicurezza che loro come dire, ambiscono a mettere intorno all'azienda per metterla in sicurezza. E poi invece avremo gli amici di Bluedis che rappresentano Manage Engine in Italia e che vi parleranno della loro piattaforma Endpoint Central, che è quella che vi dicevo prima, la piattaforma che utilizziamo anche noi per gestire tutti gli endpoint, perché come avete ben capito oramai la sicurezza, certo è una sicurezza perimetrale, ma molto più importante è difendere diciamo, l'endpoint, lo strumento di qualsiasi tipo che, come dire, l'utente utilizza al di fuori dell'azienda. Quindi l'area di esposizione è diventata amplissima. Infine, ultimo ma non meno, direi, anzi forse di più, ci parlerà Alessandro Franchi della sua esperienza, un nostro cliente, Maddalena Spa, nostro prezioso cliente, che ci parlerà come ha impiegato le tecnologie Fortinet e Manage Engine all'interno dell'azienda, quindi ci darà dei validi suggerimenti per come mettere a terra, come si usa a dire adesso, effettivamente Fortinet e Endpoint Central, diciamo Desktop Central. Ecco, quindi questa è un pochino l'agenda della mattinata.